Una notizia di giornale, ma su questo tema ne stiamo leggendo, ahimè, troppe. Rigassificatore al posto della centrale di rinnovabili in Sardegna. È un tema che gli amici delle nostre pubblicazioni si ritrovano, ahimè, spesso dice, ma è un tema di attualità che si ripete, c'è una decisione governativa, si cercano soluzioni per superare la dipendenza dal gas russo, evidentemente ponendo quindi in questo caso inevitabili problemi anche di salute ambientale. Ne parliamo oggi con un grande esperto, è un imprenditore. Ho scelto un imprenditore sardo, evidentemente, pensate che si chiama Gavino di cognome, quindi di nome, quindi voi capite, più sardo di così. Guiso di cognome, ma si occupa da sempre e si preoccupa da sempre anche di indipendenza energetica. Dopo la sigla ne facciamo la diretta conoscenza. Gavino Guiso, dunque, imprenditore sardo, lo troviamo nel suo ufficio. Salutaci tutti, Gavino, ciao. Buongiorno a tutti, è un piacere sentirvi e dare il mio piccolo umile contributo, ma prezioso, visto che ognuno Prezioso. di noi è chiamato a fare la propria parte. Il mattoncino lo mettiamo anche oggi. Certo, Molto senti, io volentieri. parto proprio da una tua dichiarazione, Gavino. La libertà dei popoli è strettamente correlata all'indipendenza energetica, senza la quale è più difficile la tutela della diversità culturale prevista dall'UNESCO. Allora, è una tua dichiarazione. Io vorrei intanto che tu commentassi questa dichiarazione, poi entriamo nel tema, così ti fai conoscere. Ma sì, questa è una dichiarazione in realtà che è frutto di un ragionamento logico e in realtà è l'esatta fotografia di un comune sentire che però non emerge. Purtroppo in una società dove si fa sentire chi più strilla, e i click sono il risultato di una titolazione di fatti e misfatti nei giornali e nei blog e si avvicina sempre all'estremo, a una rappresentazione estrema della realtà. Non c'è più spazio per quello che è dentro di noi, perché tutti bene sappiamo che il rispetto della diversità di ognuno di noi è la base di partenza per il rispetto reciproco e io oserei dire potrebbe essere un paradigma per la pace nel mondo. Non sto esagerando, non sto Non c'è esagerando. dubbio. Senti, adesso entriamo allora nella vicenda, la storia è nota, la riepiloghiamo così per beneficio dei tanti che sono alla visione e all'ascolto. Per superare la dipendenza energetica del gas che importiamo dalla Russia, tentando di non danneggiare crescita e produzione industriale, l'Unione Europea ha stretto un accordo con l'America. Questo va detto, per acquistare 15 miliardi di metri cubi di gas naturale liquefatto, un contributo non risolutivo però utile. Allora, succede che in Sardegna c'era un progetto di cui adesso parliamo con Gavino, già sostenuto dalla regione, accolto con grande positività dalla popolazione, per una delle prime centrali a carbone in Europa convertita in grande centrale di accumulo da fonti rinnovabili, quindi sole e vento che là non mancano. Era così, Gavino? Allora, secondo me anche qua ha prevalso una, diciamo, voglia di protagonismo della notizia. È così e non è così, nel senso che una cosa non sostituisce l'altra, sono due cose che secondo me andranno in maniera parallela, avranno uno sviluppo completamente autonomo, senza dimenticare che il buon padre di famiglia diversifica in ogni ambito. Quindi il vero, diciamo, mio nonno diceva non tutti i mali vengono per nuocere, perché questo problema della guerra ci ha però messo di fronte alla realtà. La realtà è che la gestione energetica non può essere univoca, unilaterale e dipendente, deve essere diversificata perché non è solo un problema di rapporti internazionali, ma un problema anche di disponibilità delle risorse.
Quindi una buona cosa è quella di avere una diversificazione delle fonti di energia e quindi è giusto non escludere a priori alcuna soluzione, ma tutte devono avere il loro giusto spazio. Ovviamente tutti ci auguriamo che la parte rinnovabile sia quella che poi nel medio e lungo periodo abbia l'assoluta prevalenza, e su questo scommetto personalmente. Allora, Quindi il gassificatore va visto in quest'ottica di una transizione che deve essere comunque governata, sia politicamente che energeticamente ed economicamente. Allora, per completare il panorama, va detto che il governo appunto ha decretato che sorgerà questo grande rigassificatore e le centinaia di chilometri di gasdotti saranno pagati con i soldi stanziati dell'Europa per la transizione economica, il famoso PNRR. E quindi il costo ricade poi sulla bolletta. Ecco, questo che effetto sta facendo intanto sulla popolazione sarda? Come... Allora, il punto è questo. A parte la questione che ricade nella bolletta, smentisco. Però c'è un punto sulla popolazione sarda, io ne sono pienamente parte integrante come residente nativo. E questi grandi progetti devono uscire da una logica sovranazionale europea per inserirsi in un rapporto diretto con i cittadini. Quindi la Sardegna, per la sua posizione geografica specifica, ma questo vi dico è un discorso che io faccio a livello globale, sono i territori e i popoli che devono essere protagonisti della transizione. Quindi la Sardegna più che mai, essendo isola sola assieme alla Corsica al centro del Mediterraneo, ha diritto e dovere di dotarsi di una propria indipendenza energetica. Questo fatto è legato anche a una sorta di nuovo corso che è il decentramento del fattore produttivo, che è fortemente raccomandato da tutte le nuove linee guida. Quindi cosa significa questo? Che ciò che più importa è che ciò che viene prodotto in Sardegna sia principalmente rivolto al consumo sardo, perché è qua che noi otteniamo il massimo dell'efficienza energetica, perché la distribuzione dell'energia, qualsivoglia forma, causa una dispersione, quindi automaticamente un inquinamento, una inefficienza, una dissipazione di risorse. Ecco perché è importante che questi impianti siano inseriti all'interno di un ritorno diretto per le aziende e le famiglie sarde. Poi se c'è un surplus se ne può anche parlare. E attenzione, il problema non è tanto l'immissione a favore dei sardi da un punto di vista fisico, ma il controllo da un punto di vista economico della risorsa, perché altrimenti si arriva a una sorta di colonizzazione. Vedi l'amatissima Africa, vedi amatissime altre terre nel mondo che sono magari che sono fonti di sono diciamo molto ricche di materie prime, ma che non riescono a sviluppare un'economia perché non controllano queste materie prime. Quindi è fondamentale per i sardi, come per i campani, come per i siciliani, come per i lombardi, per tutti i territori, controllare le risorse. Poi il fatto che la Sardegna abbia sole e vento deve essere un fattore critico di successo, non un motivo di colonizzazione, deve essere un fattore critico di successo che permetta alla Sardegna in questo momento di recitare un ruolo primario nel creare valore aggiunto sulla produzione di energia, non deve essere luogo di colonizzazione da parte di terzi. Quindi quello che io dico a tutti i grandi gruppi, anche dell'eolico offshore, è: venite, fate i grandi impianti, ma create delle comunità energetiche. Quindi questo gassificatore può avere un senso, certo, la Sardegna deve partecipare a un programma di diversificazione, certo, ma questo gassificatore come si inserisce all'interno delle nostre esigenze energetiche? Ecco, perché tutt'oggi la Saras, azienda di cui ho grande rispetto, che produce sicuramente posti di lavoro in Sardegna, non ha però un inserimento, diciamo, nel contesto sardo che sia, secondo me, compatibile con il nostro ruolo. Quindi io dico la Saras così deve essere per un classificatore, deve essere un impianto che sia inserito e non per darci 2 posti di lavoro in più o 4 manutentori in più, ma quello che per noi conta è avere energia a basso costo. Questa è la cosa fondamentale. Così i cittadini allora sì che sentono un impianto proprio,
è parte integrante della propria realtà, e così sono anche disponibili eventualmente a un impianto che magari ecceda nella produzione per fare anche, diciamo, da stampella al resto d'Italia, quindi alla penisola. Molto chiaro, Gavino. D'altra parte tu di questi temi dell'indipendenza energetica ti occupi da sempre. Senti, la famosa comunità energetica potrebbe essere quindi una soluzione anche per andare contro le speculazioni sul prezzo dell'energia elettrica e per non essere appunto dipendenti da nessuno. Voi ci avete pensato, ci state pensando in Sardegna? Noi in Sardegna penso che faremo a breve, daremo via almeno a 10 comunità energetiche, ma saranno le prime di almeno 200. Io penso che nei prossimi 2 anni faremo non meno di 200 comunità energetiche. Devo dire che non ci sono dubbi sul fatto che la comunità spezzi quel circolo mostruoso del PUN, che è il prezzo unico nazionale, che io dico in buona fede è stato inserito come meccanismo del libero mercato, ma che in un momento del genere ha finito invece per annichilire tutte le speranze, perché ha finito per produrre un prezzo che non corrisponde al costo. Ora, quando io faccio un fotovoltaico sopra la mia testa, ho il vantaggio di fare un business plan con un costo di produzione certo che posso proiettare negli anni, e quindi determino un mio onere negli anni che è direttamente connesso al costo. Questo non avviene col PUN, che a livello nazionale sconta logiche ben diverse. Oggi il prezzo unico nazionale non rappresenta il vero costo dell'energia, ma è decuplicato da questioni speculative e da paure a volte anche esagerate. Quindi la creazione invece di una produzione decentrata di energia elettrica attraverso le comunità energetiche permette di far tornare aziende e cittadini a un costo reale dell'energia, tanto più che l'energia rinnovabile è ormai riconosciuta come essere anche quella più conveniente dal punto di vista economico. Quindi non ho dubbi che le comunità da questo punto di vista, legando il costo in bolletta al costo reale, siano la soluzione, perché poi determinano effettivamente un mercato parallelo che smonta il PUN nazionale. Io simpaticamente lo chiamo PUR, cioè piano prezzo unico regionale, ma io dico anche, lo chiamo anche pool, prezzo unico locale, perché io mi auguro che tutti i territori dell'Italia abbraccino una visione federalista della produzione di energia elettrica e dei piani energetici, così come per me federalista è la soluzione di tutti i poveri, di tutti i tanti mali che affliggono il mondo. Più forza diamo ai territori, più noi diamo possibilità di una responsabilizzazione e di una partecipazione, più risolviamo il problema oggi della lontananza dei cittadini alla politica, e più creiamo anche presupposti per un'unità nella diversità. Ecco l'UNESCO, ecco le diversità culturali. Per me questa è veramente la chiave di volta, e non è che non lo sappiamo, ce ne siamo dimenticati. Senti Gavino, mi pare di gran buon senso questo punto di vista, questa posizione, ma convincerci e convincere che è comunque urgente e necessario un cambiamento di approccio e anche di strategie in questo momento è facile o difficile dal tuo punto di vista, e non soltanto in Sardegna ma in generale. Cosa ne pensi? È difficile finché prevarrà, soprattutto da parte della politica, un atteggiamento, diciamo, di consenso del giorno dopo. Questa è anche colpa di noi cittadini, non possiamo sempre dare la colpa alla politica, noi dobbiamo prendere coscienza che dobbiamo puntare alla politica che ha diciamo una visione di lungo periodo. Quindi quando dico che esiste una strategia vincente con le comunità energetiche, non dobbiamo pensare domani mattina, dobbiamo pensare a una transizione di 5 anni e dobbiamo puntare a sostenere le idee e la politica che questo tipo di soluzioni vuole, ma questo vale per qualsiasi altra tematica. Non dobbiamo pensare al domani, ma al dopodomani, per non dire fra 5 anni, fra 10 anni. È così che noi ci siamo trovati nei guai, pensando al giorno dopo. Quindi la soluzione dei problemi non è mai il giorno dopo, però dico, non per consolarmi, perché potrebbe parere
anzi una cosa negativa. Io ricordo che ero giovanissimo quando nel 92-93 si iniziarono lacrime e sangue per cercare di risolvere i problemi economici del debito pubblico italiano. Ecco, probabilmente se noi avessimo tenuto duro allora, oggi saremmo molto più sereni. Gli anni sono passati, molti problemi non li abbiamo risolti perché abbiamo preferito l'oggi al domani. Io dico che anche abbiamo aspettato 25 anni per risolverci i problemi del debito pubblico, ma 5 anni, io dico 5 anni per risolverci i problemi dell'energia elettrica, ce li vogliamo passare, sono nulla. D'altra parte, Gavino, voi avete aspettato migliaia di anni, vista la necropoli di Cabras che avete recuperato, adesso sono resti di 3000 anni fa, ed è i famosi giganti di pietra, i pugili misteriosi, uno dei tanti orgogli sardi, per cui ci l'orgoglio complimentiamo. che deve avere la Sardegna nel conoscere una storia ultramillenaria, ma è l'orgoglio di ogni popolo. Ogni popolo deve essere orgoglioso della propria storia, studiarla, conoscerla, e non per fondarci un nazionalismo separatista, secessionista o distintivo, ma al contrario un nazionalismo che deve essere la base per un dialogo, perché senza una propria storia che dialogo c'è con gli altri? Del nulla. Quindi noi dobbiamo fondare sulla conoscenza della nostra identità, dobbiamo fondare l'unione delle diversità. Molto bene, e anche in questo siamo d'accordo. È stato veramente una bella conoscenza quella diretta che ho fatto con te. Ringrazio quindi Gavino Guiso, magari ci si potrà risentire ancora, perché le vicende non terminano certo qua. Ci saranno grandi novità, sì, sicuramente. Grazie infinite, Gavino. Grazie a voi, è stato un grande piacere. Buon anche per me. E forza Paris. Va bene, ciao e buon lavoro, e ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito, come sempre, dando appuntamento immancabilmente a domani.